Alta velocità e alta capacità ferroviaria, il Consiglio regionale ha votato una mozione per sostenere i progetti che interessano il Veneto. Si fa evidente la spaccatura tra Lega e 5 Stelle. Vediamo. Quel treno non deve finire in un binario morto. Sul progetto dei lavori della TAV in Veneto prende posizione il Consiglio regionale. Ha approvato a larga maggioranza una mozione che impegna la Giunta regionale a intervenire presso il governo per il completamento dei lavori dei treni ad alta velocità e alta capacità, con ammodernamento e quadruplicamento della rete ferroviaria nella tratta Verona-Padova. 32 voti favorevoli, 4 i contrari, 2 gli astenuti. D'accordo la maggioranza di centrodestra, ma anche buona parte dell'opposizione del PD. Voto contrario invece dei 5 Stelle. Sostengono che così come è concepita la TAV ha costi altissimi e pochi vantaggi, mentre si potrebbe ammodernare la rete esistente. Siamo per le grandi opere, dicono i pentastellati, ma con progetti al passo con i tempi. La Lega invece plaude alla mozione con il capogruppo Nicola Finco, che invita il ministro dei trasporti Toninelli ad uscire dai blog. Va bene valutare il rapporto costi-benefici, ma la TAV, dice Finco, è fondamentale per la nostra economia. Il ministro venga a parlarne qui sul territorio. Insomma, alleati di governo a Roma, Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione grandi opere sulla TAV, con polemiche accese in Consiglio regionale Veneto.